prima di dare. Siamo all'economia, per aiutare la crescita economica dobbiamo essere oggettivamente ambiziosi, lo ha detto il ministro Tremonti parlando ai giovani della Confcommercio. A maggio, ha aggiunto, abbiamo rischiato il collasso europeo. Da Venezia, Beppe Muraro. I segnali di una ripresa economica ci sono, ma come per tutti i dati che si basano su stime e previsioni è sempre meglio essere prudenti. Così il ministro dell'economia Giulio Tremonti, davanti alla platea dei giovani imprenditori della Confcommercio riuniti a Venezia per il loro forum annuale, rivendica la bontà dell'azione di rigore del governo, necessaria in un'Europa, ha detto il ministro, che ancora produce più debiti che ricchezza. Lo Stato sociale è la massima conquista politica del Novecento, va conservata, va difesa, ma proprio perché è fondamentale devi cominciare a pensare che non puoi fare tutto con politiche di bilancio basate sul deficit e sul debito. E di fronte ad una platea fatta in gran parte di piccoli e medi imprenditori, Tremonti ha ribadito che questa è la forza e la debolezza stessa del sistema economico italiano di fronte all'Europa, soprattutto quando si tratta di fare massa critica. Questo è un'economia globale dove ci spiazza, ci favorisce, ma ci spiazza per anche soprattutto cani commessi. Una forza e una debolezza, ha spiegato Tremonti, soprattutto in un paese che va ancora a due velocità, un paese duale che però non vuole essere diviso, ha specificato il ministro, e dove per colmare il gap al sud serve un deciso intervento dello Stato a partire dalle opere pubbliche. Torniamo